Buongiorno a tutti, iniziamo. Intanto ringrazio ovviamente il Ministro Lollobrigida per la presenza importantissima per la nostra città, perché ovviamente ha un ministero importante ovviamente per i tanti settori che abbiamo nel nostro territorio, e ringrazio ovviamente il Senatore De Carlo a cui stiamo lavorando anche per altre problematiche che riguardano il nostro territorio, poi avremo modo di accennarlo, il Direttore del Mercato Ittico, Dottor Vincenzo Viapiano, l'assessore regionale Corazzari, l'assessore alla pesca, i consiglieri regionali Pavaneto, Dolfin, e poi c'è il vice sindaco di Chioggia, i segretari di partito, consiglieri comunali, non vedo, l'assessore Elena Zennaro che è anche la delega all'agricoltura. Niente, è una giornata importante per noi perché avremo modo di parlare brevemente, anche perché so che poi ovviamente è impegnato a Roma, di una problematica importante che investe ovviamente la nostra città, che è quella del granchio blu. Anche il nostro settore della pesca ovviamente è in allarme. Noi come Fondazione della Pesca di Chioggia insieme alla Regione Veneto abbiamo stanziato dei fondi per fare uno studio, diciamo una ricerca sul comportamento di questo granchio blu, che è stata commissionata all'Università di Venezia. Terminerà, diciamo, questa ricerca, che è iniziata a marzo-aprile, verso il mese di ottobre-novembre. Poi appena avremo i dati ufficiali di come si comporta questo granchio blu, perché lo stanno anche riprendendo, ovviamente divulgheremo gli esiti di questa ricerca, perché chiaramente il granchio blu non penso che si comporti diversamente a Chioggia e magari sul delta di Po si comporti in maniera diversa. Quindi saranno dati importanti che daremo ovviamente a tutti i settori della pesca, a tutto il mondo della pesca d'Italia, e poi da qui abbiamo saputo dell'intervento suo a livello di Consiglio dei Ministri che dovrebbe passare credo oggi. Ecco, l'unica cosa che da sindaco chiedo ovviamente è che sia inserita anche la zona di Chioggia ovviamente in questo finanziamento, ecco, per questa problematica, perché ovviamente se è partito il delta del Po ancora qualche mese fa da parte di qualche categoria di settore, però diciamo anche Chioggia inizia ad avere le problematiche, ci sono, poi c'è qualche pescatore che vuole eventualmente dire che sta vivendo questa problematica, c'è da capire se è un'opportunità, perché molti parlano anche di opportunità del granchio blu, però bisogna capire se è più un'opportunità o una preoccupazione per il nostro mondo. Chiaro che questo, passatemi il termine, è un invasore, è venuto ad invadere le nostre coste, i nostri settori della pesca, e quindi per tale bisogna trattarlo, insomma, ecco, bisogna capire se con questo invasore, che mi dicono sia molto, diciamo, velocissimo, molto aggressivo, cioè uccide tutto, non ha nessuna specie marina, diciamo, che possa attaccarlo, che possa impensierirlo, e quindi a naso così, non sono un pescatore, però mi sento di dire, insomma, che l'unico modo è pescarlo in maniera massiccia. Mi dicono che le donne, le granchiette femmine, depongono 2 milioni di uova addirittura, quindi ripeto ha una riproduzione velocissima, però sto attendendo veramente l'esito di queste ricerche dell'Università di Venezia, proprio perché abbiamo subito capito che era un problema questo granchio, e quindi metteremo appunto a disposizione anche del Ministero ma anche di altri settori importanti, Delta del Po, dell'assessore regionale, tutti questi dati che arriveranno poi a capire come ci dobbiamo muovere. Sicuramente quello di pescarlo è uno dei primi metodi per limitarne sicuramente la presenza. Poi per tutto il resto, insomma, siamo qui ad ascoltare voi, e ringrazio ancora veramente il Ministro per la presenza, che poi a margine di questa riunione magari riusciamo a ricordare lo sbarramento del cuneo salino, che in questo territorio sta a cuore. Ho detto, se non lo dico dopo mi dicono il sindaco si è dimenticato, allora lo dico. So che è una problematica che sta affrontando direttamente il senatore De Carlo. Abbiamo avuto un incontro proprio giù al Ministero dell'Agricoltura, adesso in fase di programmazione di bilancio. Io l'ho detto sui giornali perché un consorzio di bonifica era uscito dicendo che non c'erano i soldi. Lo avevamo già detto a Roma che non c'erano i soldi quest'anno, anche perché ci siamo trovati durante il periodo dell'emergenza alluvioni in Emilia Romagna, quindi i soldi sono stati ovviamente anche dirotati dove c'era un'emergenza. Però in fase di programmazione parleremo anche col Ministro delle Finanze, perché i soldi servono, qui 6 milioni e mezzo devono essere ovviamente previsti in fase di programmazione di bilancio nazionale, e poi potremo veramente partire con questa opera importante, anche perché non riguarda la pesca, riguarda il mondo dell'agricoltura, però è un settore importantissimo anche per noi e per il nostro territorio. Niente, io do la parola a chi do la parola, il senatore De Carlo, che fa
Ecco, e poi grazie mille. Grazie Mauro, e grazie a tutti oggi, grazie ai ragazzi di Fratelli d'Italia che oggi sono qua con noi, ma anche grazie a tutti gli operatori che hanno voluto accogliere oggi il Ministro, che viene da 1 a 2 giorni proprio nel Delta del Po. Anche ieri con l'assessore Corazzari abbiamo fatto altri 2 comuni, Porto Tollo e Porto Viro, come dimostrazione proprio dell'attenzione che c'è per questi territori e per la risoluzione dei problemi di questi territori. Una risoluzione che il sindaco giustamente dice è un problema o un'opportunità. È sempre la faccia di 2 medaglie, no? C'è il rovescio della medaglia, come trasformare qualcosa in un'opportunità. Credo che anche questo rappresenti una delle tante modi in cui i veneti possono dimostrare, ma solo i veneti, anche gli italiani in generale, la propria grandissima capacità di volgere appunto problemi in grandi opportunità. Dopodiché è un bel segnale, cioè i ministri siamo abituati a vedere politici solo in campagna elettorale, oggi sono politici non solo che vengono ad ascoltare le istanze del territorio, anzi che le hanno già ascoltate per giorni e per mesi, perché tutti abbiamo fatto una testa così al ministro sulla questione del granchio blu. Credo che tutti con i nostri metodi o sistemi o informazioni siamo riusciti a far arrivare questa problematica. Una problematica che il Ministro e il Ministero hanno affrontato immediatamente, subito con uno stanziamento. Oggi infatti non possiamo stare tantissimo, alle 9:30 ci siamo dati una deadline perché non possiamo, aereo alle 11, dobbiamo fare di tutto perché arrivi in Consiglio dei Ministri oggi, perché oggi si discute di questo importante stanziamento e quindi è evidente che abbiamo bisogno che il Ministro sia operativo anche in quella sede. Però credo che sia per noi importante sapere di avere comunque un riferimento importante sul territorio che soprattutto ascolta e poi dà le soluzioni, viene a raccontarle la domenica, il lunedì di pieno agosto, senza guardare a ferie, giorni o quant'altro, ma che viene perché sa che la priorità delle nostre genti, delle nostre terre è continuare a fare economia. A volte contro tutto e contro tutti, contro un'Europa che magari ci vessa, contro tante norme che non riusciamo a comprendere perché sono incomprensibili sotto il profilo produttivo, ma che oggi hanno invece nel nostro governo, soprattutto il ministro Lollobrigida, un interlocutore chiaro. Poi ci sono tanti problemi almeno sul tavolo, dobbiamo risolverli tutti. La Regione ha fissato delle priorità, ha finanziato con le risorse del decreto siccità un'altra opera, sappiamo che è prioritaria anche questa, dobbiamo trovare le risorse, stiamo lavorando tutti, MEF, Ministero dell'Agricoltura, lo dici, abbiamo fatto già un incontro nel quale tutti dobbiamo uscire con una soluzione e dobbiamo lavorare tutti per quella soluzione. Oggi andare al giornale e dire no, ma facciamo il +1, dobbiamo fare questo, quello, sì, lo sappiamo tutti cosa dobbiamo fare. Quello che dobbiamo fare è mettersi a lavorare per risolvere il problema, sapendo che se non lo fa un governo di centrodestra, dopo che per tanti anni non è stato fatto, perché di questo si parla da migliaia di anni, e noi in 10 mesi abbiamo già affrontato tante questioni e le abbiamo risolte, risolveremo anche questo, con la calma che è la virtù dei forti e soprattutto con la determinazione che ha sempre caratterizzato sia le genti di destra quando amministrano, ma soprattutto questo Ministero che fa della praticità e della concretezza veramente un'arma fondamentale. Io mi taccio, lascio la parola all'assessore Corazzari. Assessore. Grazie, buongiorno a tutti, un ringraziamento particolare al Ministro che ci onora della sua presenza. Io porto il saluto, oltre che il mio personale, del Presidente Luca Zaia, della Giunta regionale del Veneto, saluto tutti i rappresentanti istituzionali che ci sono qua, ma soprattutto saluto i rappresentanti delle categorie della pesca e i pescatori che sono presenti. È un bel segnale, signor Ministro, caro Ministro, il fatto della tua presenza. È significativo perché quando si è attivata l'emergenzialità e abbiamo anche come distretto dell'Alto Adriatico chiesto un intervento a livello ministeriale, quindi non solo del Veneto ma dell'Emilia Romagna, della Friuli Venezia Giulia, di quello che è uno strumento che abbiamo per portare delle problematiche che siano sovraterritoriali. Il Ministero ha dato subito una risposta tempestiva e direi anche concreta con il provvedimento che si va a portare in Consiglio dei Ministri. E questo non è assolutamente né scontato né banale e quindi di qui il nostro ringraziamento. Certo che si avvia un percorso che dovrà avere un sviluppo nel corso del tempo, perché questa è una situazione di emergenza oggi, ma rappresenterà poi una problematica da gestire nel corso
del tempo, e su questo dovremo lavorare con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, con una grande sinergia tra le associazioni di categoria, le istituzioni e i pescatori in prima persona, perché se vogliamo eradicare, ridurre e contrastare questa specie bisogna che tante persone si dedichino all'attività di prelievo e di pesca. Noi dobbiamo mettervi nelle condizioni di poterlo fare con degli strumenti adeguati, con la possibilità di intervenire laddove c'è il problema, quindi sia nelle nostre lagune e sia anche nella fascia costiera, e su questo sarà importante ragionare tutti insieme. E poi naturalmente bisognerà sviluppare quelle che sono forme di indennizzo per il costo di prelievo e smaltimento, e dall'altro però anche promuovere delle filiere che possono rappresentare quell'opportunità di cui si parlava prima, perché questa specie nel mondo è commercializzata ed è anche una specie che ha un proprio valore, un proprio interesse, e direi che come veneti noi non possiamo sottrarci dalla possibilità di utilizzare anche quella che è un'opportunità. Questa Chioggia è una delle marinerie più importanti d'Italia, è una delle eccellenze venete e nazionali, quindi ci fa particolarmente piacere che dopo il Delta del Po tu possa essere anche qui, perché il tema granchio blu è un tema sovraregionale, è un tema che riguarda tutta la nostra area costiera, è un tema che rischia di mettere a repentaglio il futuro di tante famiglie e il futuro di una comunità che è profondamente legata al comparto della pesca. Parliamo di acquacoltura, ma parliamo anche di pesca, perché il granchio il danno lo fa anche nel settore della pesca in modo importante. Quindi è una visita che è assolutamente necessaria, importante, significativa, e rispetto alla quale noi come Regione, anche attraverso quella che sarà la prossima programmazione dei fondi FEAP, ci mettiamo a disposizione per lavorare col Ministero per individuare le azioni più significative, importanti, impattanti, per riuscire a risolvere e a contrastare questa problematica. Grazie veramente Ministro. Ringrazio anche il comandante della Capitaneria di Porto, l'Arma dei Carabinieri, e il senatore Amidei, che prima ero in confusione, ecco, lo volevo ringraziare. Se vuole prendere parola lei, Ministro. Grazie Sindaco, grazie dell'ospitalità qui a Chioggia. Per me svegliarmi questa mattina guardando il porto è stata una cartolina eccezionale che rappresenta quella sintesi tra mondo del turismo, ambiente e ovviamente un settore strategico come quello della pesca, per tante ragioni che andrò poi magari a puntualizzare meglio. Un saluto al collega Corazzari, con il quale collaboriamo tantissimo, al Presidente De Carlo, a tutti i rappresentanti delle istituzioni, i nostri carabinieri, la Guardia Costiera, che questa mattina mi ha illustrato all'alba quelle che sono le condizioni complessive del settore della pesca nella zona di competenza. E io vado sempre volentieri a trovare gli uomini e le donne che ci garantiscono sicurezza, ma ci garantiscono anche qualità, che è l'elemento cardine della nostra economia, il nostro valore aggiunto. Noi non siamo una nazione di quantità, siamo una nazione di qualità. Tutto quello che noi facciamo vale di più perché lo facciamo in Italia, perché accanto al nome Italia viene percepito immediatamente il termine qualità all'estero, che ci permette un grande export, e anche nella nostra consapevolezza all'interno, perché siamo capaci di capire che cosa vuol dire la qualità. Entro velocemente sulla vicenda del granchio blu. Di solito uno va, ascolta e fa. Noi abbiamo preferito invertire questo principio, venire a raccontare quello che stiamo facendo e poi capire insieme quello che si dovrà fare successivamente. Quindi oggi ringrazio il dottor Scalera e il dottor Abbate, che con me sono venuti, sono il capo dipartimento e il direttore del settore della pesca, che con me sono venuti qui, ma soprattutto hanno lavorato in questi giorni alacremente per trovare le risorse per rispondere immediatamente a una condizione di allarme che poteva essere previsto, perché non è che è arrivato l'altro ieri il granchio blu nei nostri mari, è arrivato da 10-15 anni e probabilmente questi studi avremmo dovuto realizzarli in tempo per trovarci oggi nella condizione di affrontare un fenomeno che pone delle criticità, ma che presto diventerà una opportunità se agganciato a delle filiere. Lo stiamo già vedendo in questi giorni. Voglio parlarne bene del granchio blu, perché se ne parlano tutti male nessuno lo compra, e quindi dobbiamo spiegare che è una carne molto pregiata, che è tra gli alimenti più sani. Per esempio è quello che contiene più vitamina B12 tra i pesci. La vitamina B12 era quella nel Betotal,
per tradurlo in un prodotto del quale le nostre mamme tendenzialmente ci hanno rimpinzati da bambini, perché la vitamina B12 è una vitamina che fa crescere sani, che riesce a contrastare la senilità. Per sintetizzarla in una bella affermazione, è la vitamina della felicità. Questo è un elemento in termini anche comunicativi che potrà servire ad aumentare la commercializzazione di questo prodotto. Perché ci serve la commercializzazione? Perché se una cosa vale, uno se la va a cercare, la pesca, la vende, si consuma e diventa un'opportunità. Parlo al Veneto, una delle regioni che ha saputo sempre trasformare ogni occasione in un'occasione di valorizzazione, di arricchimento. Ieri in Polesine, un luogo nel quale la terra più giovane dal punto di vista della nostra nazione, emersa dalle paludi, che è riuscita a sconfiggere la malaria, che ha trasformato luoghi che per l'uomo erano invivibili in un'occasione di sviluppo, per il riso, per l'acquacoltura, per le tante attività che vi si svolgono, ed è diventata una zona ricca. Ecco, ogni cosa può essere vista con una lettura, ma può essere vista con la lettura inversa. È ovvio, oggi dobbiamo affrontare le criticità e quindi bisogna metterci i soldi. I 2,9 milioni che oggi stanzieremo servono per sostenere questa criticità, per sviluppare dei contributi, peraltro che utilizzeremo in termini retrodatati, nel senso verranno attivati già dal 1° agosto, a fatture e a rimborso delle spese di smaltimento che già in queste ore si vanno abbassando. Ieri con Confindustria abbiamo appurato che la spesa di smaltimento oggi tra 0,23 e 0,25 kg passano a 0,15 con un accordo di filiera già messo in campo, in cui quello che preleva trasforma e quindi riceve un beneficio nel raccogliere, ma poi riceve un ulteriore beneficio nel rivendere il prodotto come farine per ora. L'incentivo evidentemente a questo tipo di azione sarà immediatamente disponibile, già credo, dottor Abate mi corregga se sbaglio, dal mese di settembre erogabile, quindi un intervento molto rapido rispetto all'allarme che si era creato. Dopodiché ci sono i fondi FEAMPA. Quest'anno è FEAMP più acquacultura, e quindi svilupperà anche un settore importante. L'Italia è una nazione che compra pesce, noi compriamo il 70% del pesce dall'estero, quasi sempre compriamo cose di qualità, ma ho visto che grazie al prezioso lavoro della Guardia Costiera ci sono tante cose magari meno regolari. Dobbiamo proteggere la nostra qualità, proteggere e produrre anche in acquacoltura, accanto alla pesca, che va protetta in Italia e va protetta fuori dai nostri confini, perché è fuori dai nostri confini che abbiamo avuto le aggressioni più pesanti al settore della pesca italiana nel tempo. Noi ci siamo trovati fin da subito come governo ad affrontare il tema della pesca, che non è uguale in tutto il mondo. Noi non abbiamo marinerie che attraversano gli oceani, qualcosa ci avevamo, insomma c'è rimasto ben poco. Abbiamo marinerie che fanno alcune specifiche tipologie di pesca, per esempio l'aggressione allo strascico dell'Europa metterebbe in ginocchio le nostre marinerie. Valla a spiegare ai danesi, valla a spiegare ai tedeschi, valla a spiegare agli olandesi, e ci siamo andati a spiegarle agli olandesi che non accettiamo più che le normative, le direttive europee colpiscano sempre i settori della pesca, che vanno ad influire sulla diminuzione delle nostre marinerie, perché se in 30 anni le marinerie europee sono discese del 28%, in Italia del 40%, significa che c'è un modello di sviluppo e di azioni normative che non vanno nella direzione della sostenibilità ambientale, che viene richiamata come bandiera, sempre a svantaggio di tutti o a vantaggio di tutti allo stesso modo. Noi riteniamo che la sostenibilità ambientale debba viaggiare sempre con un parallelo, la sostenibilità produttiva, che garantisce il mantenimento di un settore, che permette di garantire delle filiere che con la guerra di aggressione dalla Russia all'Ucraina si è capito, noi lo sapevamo, ma si è capito quanto siano importanti, perché immaginare sempre di comprare con filiere lunghe, mettendosi in mano a gente che con un interruttore ti cancella l'approvvigionamento energetico e ti può cancellare l'approvvigionamento alimentare minando la tua libertà, è un errore strategico che l'Europa ha fatto per troppo tempo e che oggi deve invertire, ritornando ad investire invece su coloro che producono, e che producono garantendo la sostenibilità ambientale. Io non ho mai nascosto che considero pescatori, allevatori e agricoltori i primi ambientalisti, perché traggono
perché traggono dalla risorsa che devono proteggere il loro sostentamento, e sarebbe folle pensare che tendano ad aggredirlo, quindi va invertita anche la comunicazione, su questo va raccontato diversamente. Ecco l'esempio adesso del granchio blu: l'ecosistema è violato dai pescatori? No, l'ecosistema è violato da una specie alloctona che si trasferisce nel nostro mare. A chi chiediamo soccorso e aiuto? Ai pescatori, sono loro gli unici che possono risolverci il problema, dimostrando che l'ecosistema si regge in equilibrio anche grazie all'uomo e anche grazie alla produzione, che poi dà lavoro. Lì c'è una splendida frase di Benjamin Disraeli, che fu un ministro nel fine dell'Ottocento in Inghilterra, grande marineria, e che però già all'epoca aveva chiaro la differenza di quello che deve essere un contributo a fondo perduto, modello reddito di cittadinanza, e invece la creazione di filiere che danno lavoro. Se dai a un uomo un pesce, mangerà un giorno; se gli insegni a pescare, riuscirà a sopravvivere per tutta la vita. È esattamente quello che noi intendiamo fare. Fu un leader conservatore, e quindi ci richiamiamo a questo tipo di messaggio, che è un messaggio corretto: aiutare chi produce, aiutare chi lavora, per mettere in condizione di creare altro lavoro, far crescere ricchezza, e con quella ricchezza poter aiutare i più deboli e quelli che non possono lavorare. Ed è questo lo scopo che il nostro governo si è posto. Nel FEAMPA cercheremo di immaginare delle misure che sostengono la trasformazione anche del granchio blu, per avere ed attivare delle filiere che lo valorizzano. Perché lo dico? In Italia non è molto consumato. Qualche tempo fa sui mercati, per un periodo stagionale molto ristretto, veniva venduto. Adesso diciamo che è disponibile per tutto l'anno. Esistono nazioni occidentali, gli Stati Uniti, dove l'hanno dovuto proteggere perché si stava estinguendo. Carolina, Virginia, Maryland, sono altissimi i consumi di granchio blu, sottovuoto, fresco. Quindi le potenzialità di questo prodotto esistono, ci sono, ed è per questo che facilmente potremo metterci in filiere virtuose, che peraltro caratterizzano il Veneto anche in termini di export, perché quando io giro Fiera di Barcellona, nota, quest'anno parteciperemo anche alla Fiera di Vigo, altra fiera sulla pesca, perché intendiamo rappresentare al meglio i nostri prodotti. Però noi che possiamo portare in Cina? Noi portiamo il caviale, che siamo i secondi produttori del pianeta di caviale, anche se lo sanno in pochi. Esportiamo i prodotti di quest'area in particolare, poi abbiamo poco altro. Qualsiasi filiera attiviamo, però riesce a vendere nel mondo. Quello che ti inventi, le cozze, le migliori stanno qui, le vongole, le migliori stanno qui. Non lo so se è vero, io penso che sia vero, ma anche se non fosse vero, nel mondo qualsiasi cosa tu abbini all'Italia, fosse pure il granchio blu italiano, diventerà un prodotto che vale di più del granchio blu che sta nel resto del pianeta. Io mi auguro e leggo in positivo ogni situazione, perché questo dobbiamo fare: intervenire, provare a risolvere, affrontare, sostenere sul piano internazionale i nostri settori da aggressioni che non hanno senso, e cercare di valorizzare quello che abbiamo. L'Italia è una grandissima nazione, abbiamo potenzialità straordinarie, ne possiamo essere orgogliosi. Non basta, bisogna essere consapevoli di come possano essere sviluppate e renderci più ricchi, che è l'obiettivo che ci dobbiamo porre, perché questo permette di stare meglio da ogni punto di vista. Quindi grazie ai nostri pescatori, grazie ai nostri. Sarò contento oggi in Consiglio dei Ministri di approvare l'articolo 11, che ovviamente riguarderà l'intera fattispecie, l'intera area. Non sarà un provvedimento dedicato in specifico a una zona, sarà un provvedimento dedicato in specifico a una campagna di, per ora, diciamo, indebolimento della presenza del granchio blu o riparazione dei danni che produce, e in futuro invece di una promozione all'utilizzo e alla trasformazione di questo prodotto, perché diventi uno dei prodotti che possano rendere alle persone che intenderanno pescarlo. Qualche altra cosa la stiamo ragionando, ma ne stavamo ragionando anche questa mattina con la nostra Guardia Costiera e con il nostro Dipartimento, sulla vicenda di autorizzativa, perché in questa fase emergenziale, se si riuscisse, ma questo ovviamente non lo possiamo ancora valutare con esattezza, mettere in condizione di utilizzare le giornate di fermopesca per provare ad attivare delle campagne straordinarie di prelievo
di granchio blu che non vadano ad incidere, ovviamente né sulle sovvenzioni del fermo pesca, ma che autorizzino eventualmente ad utilizzare le barche per quei giorni per prelievi che possano immediatamente abbattere la presenza di questo granchio, che è un granchio particolare. Anche sulle leggende non è il granchio da 150 euro, perché quello è un granchio che arriva a dimensioni ben diverse da questo, fino a 8 kg. Non è questo arriva a 8 etti. Il maschio lo puoi mangiare con una presenza di carne importante, la femmina ha poca carne al suo interno, ha tante uova, 1 milione, 1,5 milioni di uova. Bisogna capire pure se queste uova possono essere utilizzate, perché per i mangimi c'è qualche problematicità dovuta alla presenza di calcare troppo invasiva all'interno delle carni, però le uova potrebbero essere tutte proteiche, è un altro elemento forte di questa carne che è altamente proteica e quindi ha un vantaggio in termini di presenza, cioè è una carne nobile questa. Per questo invito tutti a non raccontarlo come mostro, nel senso è aggressivo, aggressivissimo, nella catena alimentare l'unico predatore che c'è siamo noi in questa parte del pianeta, in altre parti del pianeta c'ha granchi più grandi di lui, ma in quel caso diventano anche più pericolosi di lui, quindi teniamoci questi per ora, cerchiamo di valorizzarli invece in senso positivo, proveremo anche a raccontarlo in senso positivo, perché ripeto, oggi è un problema, domani può essere un'opportunità. Posso, Ministro? Un minuto? Sarò brevissimo, appunto, vorrei ringraziare il Ministro intanto per la presenza, ma soprattutto per la grande motivazione che ci ha dato. Vi anticipo che partirà da Chioggia, sarà a Chioggia entro fine mese, la prima festa del granchio blu, proprio per valorizzare, noi sfrutteremo, Chioggia ha diverse potenzialità, una grandissima marineria, quindi un grande numero di pescatori, e poi in questo periodo, appunto perché è agosto, ci sono tanti turisti. Organizzando questa festa, questa sagra, noi metteremo in contatto direttamente i pescatori con i turisti per valorizzare il prodotto. Facciamo la festa a grande. Facciamo la festa a grande e poi vi mandiamo un video. Grazie a tutti.